Eccolo qui, ti ho lasciato leggere un po' i dati. Primi due quarti bene, o quantomeno insomma ci avete provato, avete giocato, avete fatto, e infatti sorpreso anche Saxa, il coach dalla parte opposta, perché sapeva che loro volevano partire veloci così, però non si aspettavano forse la vostra reazione. Bene, poi il terzo è sempre quel maledetto terzo quarto. Le nostre energie sono queste in questo momento, quindi tra l'altro oltre all'infortunio di Falensic, che ovviamente sul nostro roster pesa tantissimo, siamo stati anche una settimana di influenza così, ma c'entra poco. Le nostre energie sono queste, abbiamo messo due quarti bene, abbiamo pagato alcune cose, alcune scelte in attacco. A un certo punto loro hanno fatto dei contropiedi, ma anche all'inizio quando loro hanno fatto il primo break, e per alcuni errori che loro sono andati in contropiede. Onestamente, se ripenso in questo momento alla partita, cose diverse, cosa potevamo fare diversamente, penso che noi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Anche perché nei primi due quarti siete andati a riprenderle sempre. Sì, anche alla fine, a un certo punto eravamo -6, a 3 minuti alla fine. Le ragazze ci provano, danno quello che hanno. Ovviamente i nostri limiti sono questi, li paghiamo e andiamo avanti provando a fare sempre il massimo possibile senza tirarci indietro e vediamo. Ovviamente, appunto, ripeto, se giochiamo senza 5 è ovvio che Nasraoui prende 7 rimbalzi di attacco, così come a Vicenza ne avevamo subiti 19, è ovvio che poi qualcuno ne butta dentro e si crea quel gap di 7-8 punti che è quello finale. Falensic per quanto ne avrà? Per un mesetto si pensiamo? Falensic non è un come si chiama, un infortunio semplice, è anche in un punto fastidioso, quindi ovviamente si deve curare bene e speriamo di averla, anche se non è una cosa breve. E capita in un momento in cui... Capita in un momento in cui ci sono le partite, ci sono quelle partite che contano, e ce l'abbiamo così, e pazienza.